Eccoci qua con mister Piero Alberto Angona. Mister, una grande vittoria quella di oggi del Gemini ai danni di una squadra che comunque ha giocatori di spessore, facciamo riferimento a Cariota, ex Camarat, Mondi, ex Aspra, giocatori che hanno giocato in eccellenza. Oggi il Gemini ha dato qualcosa in più ed è riuscito a portare a casa un gran bel risultato. Sì, io sono molto contento della prestazione della squadra, sono stati veramente incommiabili, nonostante magari potesse mancare qualcuno, ma loro sanno che più che alle assenze ci interessa la forza del gruppo, e la forza del gruppo che ci consente di affrontare queste partite contro avversari che annoverano, diciamo, tra le loro file giocatori importanti di carisma, di esperienza, di qualità, e riescono sempre a tirare molto di più di quello che anche io chiedo loro, e il risultato è anche questa bella prestazione. Se la meritano tutta ovviamente, ma oggi ce la godiamo, domani pensiamo partita dopo partita, perché sappiamo che è lunga, sappiamo che ancora abbiamo tanti avversari di valore da dover affrontare, e ogni domenica sarà così, se non peggio ancora di così. Ecco, faccio riferimento a quello che ha detto lei per quanto riguarda le assenze. Una squadra che da 2 partite fa i conti con un'assenza abbastanza importante, quella di Giorgio Stassi, adesso è tornato tra i convocati. Cosa si aspetta per le prossime partite? Se ci sarà appunto il ritorno di Stassi o se Ma dovrà giocare? oltre a Giorgio c'è anche l'assenza importante di Nanà, che è un giocatore che è fondamentale nell'economia di questa squadra, però chi è sceso comunque in campo ha sempre dato il massimo, ha sempre dato più di quello che gli si chiedeva, e non, diciamo, i risultati di queste ultime partite dimostrano che nonostante l'assenza la squadra comunque ha girato bene. Il rientro di Giorgio, così come quello di Nanà, dovrebbe avvenire al 100% già la domenica prossima. Oggi Giorgio è un po' più avanti, era già tra i convocati. Potevo anche regalargli uno spezzone, però visto il risultato, visto comunque il fatto che la squadra si stava ben comportando, ho voluto evitare qualunque rischio. Prossima settimana c'è la Margheritese, tra 2 settimane c'è lo scontro diretto contro l'Aragona. Cosa ha Ma da noi dire? iniziamo a pensare dalla prossima alla Margheritese, che se non ho letto male oggi ha vinto, diciamo, è nel treno di quelle che vogliamo fino alla fine lottare. Sappiamo che è una squadra importante, che l'anno scorso si è già rodata nel cammino di promozione, annovera tra le sue fila giocatori importanti. Ci prepareremo al meglio, avremo tutta la settimana anche per recuperare, come detto, qualcuno che in quest'ultima partita non c'è stato, e poi ce la giocheremo come ogni domenica con agonismo, con voglia, con la corsa, con qualità, e cercando sempre di dare e fare il meglio possibile. Qui siamo con Gianluca Muratore, autore della prima rete. Gianluca, che partita è stata oggi? Che avversario avete affrontato? E le sensazioni per il gol? Niente, sapevamo comunque di affrontare una squadra attrezzata e competitiva. Abbiamo messo il nostro, abbiamo imposto il nostro gioco, abbiamo vinto, siamo felici e continuiamo così. Prossima settimana avete una partita che sarà la partita che precederà quella che possiamo dire lo scontro diretto, lo scontro di ormai dell'anno 2025, prossimità del 2026 appunto, tra voi e l'Aragona. Come ti preparerai per questa partita? Noi siamo concentrati e sempre attivi e prepariamo domenica per domenica senza stress, con molta tranquillità, allenandoci bene, quindi siamo preparati per questa domenica che verrà, poi testa la domenica successiva. Oggi avete dimostrato ancora una volta che il Nino Lobue per voi è una fortezza, non avete subito neanche gol in questa partita. Sì, perché comunque qua ci sentiamo tutti a casa, i tifosi ci danno una grandissima mano a fare quella corsa in più, quel sacrificio in più che ci porta e ci ha portato dove siamo e speriamo dove arriveremo. Eccoci qui con Andrea Mormino. Andrea, oggi è stata una partita che siete riusciti a portare dalla vostra parte già nel primo tempo grazie al gol del tuo compagno di squadra Muratore. Avete dimostrato ancora una volta che in casa riuscite a mantenere sempre le partite dalla vostra parte.
Salve a tutti, sì, no, in casa è un piacere giocare, soprattutto per i tifosi che sono il nostro 12° uomo in campo, ma oggi quello che conta è la prestazione di squadra perché abbiamo dato un segnale veramente, veramente forte al campionato e oggi ha vinto il gruppo. Nonostante l'assenza del numero 9 Giorgio Stassi, tu e Mirko Marrone riuscite a creare scombiglio tra le difese avversarie. Sì, sì, no, io con Mirko mi trovo bene, ma anche a giocare con Giorgio, là davanti abbiamo, diciamo, l'imbarazzo della scelta, perché ci troviamo tutti bene, ci cerchiamo, oggi è mancato il gol, però alla fine ho lottato per la squadra. Prossima settimana è una partita molto importante, soprattutto in vista di quella che ci sarà successivamente il 7 dicembre, lo scontro contro l'Aragona per la testa del girone A di promozione. Certo, no, l'Aragona sta facendo bene, noi altrettanto, sarà sicuramente una bella partita, ma noi daremo di tutto per appunto andare a giocare con ciò che sappiamo fare e daremo il massimo.